È terminata con il risultato di 5-0 Cus Palermo contro Akragas. Siamo qui con Guarino. Complimenti Guarino per il tuo gol, ottima prestazione da parte tua. Ti chiedo subito, quanto è importante questa vittoria dopo l'ultimo pareggio fuori casa contro lo Sporting Alcamo? La vittoria era molto importante anche perché dopo il pareggio ci voleva subito una risposta. Anche perché comunque era l'ultima partita del giro di andata, quindi dovevamo cominciare con una vittoria subito, la prima di ritorno. Infatti sabato prossimo abbiamo già la prima di ritorno e speriamo di continuare sempre con la serie positiva. Abbiamo visto un Cus molto compatto oggi, molto possesso palla, poi siete andati anche in gol e non avete subito. Sì, diciamo che abbiamo preso qualche innesto nel mercato di dicembre. Siamo un gruppo comunque, si può dire tra virgolette, nuovo, però in allenamento cerchiamo sempre di combaciare sia a livello tattico sia a livello tecnico che comunque a livello personale e lo spogliatoio specialmente, quindi cerchiamo sempre di fare unione per poi fare questa prestazione di sabato. Oggi autore di un gol, come ho detto precedentemente, che obiettivi ti poni quest'anno, in questa stagione con questa società? Non ci nascondiamo, il nostro primo obiettivo comunque è vincere il campionato per fare questo salto sulla nazionale, sulla Serie B. Abbiamo anche comunque la chiave di Coppa, quindi siamo in due corsie, quindi campionato e Coppa, speriamo di andare avanti entrambi con le competizioni. Siamo qui con comandatore Giovanni, complimenti per la prestazione della tua squadra, che emozioni hai provato dal campo? Da subito bellissime sensazioni, eravamo sempre uniti, compatti, abbiamo fatto subito gol ed eravamo sempre più uniti. Il Cus oggi fa 5 gol contro l'Akragas, una vittoria importante dopo l'ultimo pareggio contro lo Sporting Alcamo. Si continua con questo risultati, questo striscio di risultati positivi tra pareggi e vittorie, ma il Cus cerca sempre di non perdere. Sì, era giusto rialzarsi subito dopo il pareggio ad Alcamo e continuare questa striscia positiva e chiudere il girone di andata in modo buono. Diamo uno sguardo al prossimo turno. Il Cus Palermo affronta in casa l'Athletic Club Palermo. Come pensate di prepararla in settimana? In settimana lavoreremo sodo tutta la settimana perché sappiamo che andiamo a incontrare una squadra molto attrezzata e anche brava.